Il suo slogan è il tempo del fare. E di fare che cosa? Quali sono le priorità per Chioggia? In una stagione in cui la città è stata spinta a vedere cambiate le cose dalle passate campagne elettorali, dalle passate scelte politiche che invece hanno immobilizzato il nostro tessuto sociale, la nostra realtà economica, è tempo di fare. Questo è uno slogan pensato, ragionato, ricercato per dare un segnale alla nostra cittadinanza che bisogna mettere in moto un meccanismo tale per cui si riesca a dare delle risposte. Come? Questa è la prima domanda che un cittadino dovrebbe farmi. Mettere mano alla macchina comunale. Se non ci sono regole certe, tempi certi, abbiamo degli imprenditori che si disinnamorano della nostra realtà, vanno a investire fuori e si investono fuori, assumono cittadini di altre realtà, non chioggioti. Se costruiscono fuori, i costi di costruzione e gli oneri di urbanizzazione che servono alle casse comunali sono ad appannaggio solo di realtà comunali limitrofe al nostro comune, dove nascono aree artigianali, aree produttive, e qui siamo destinati a un immobilismo. Quindi è tempo di fare, è tempo di cambiare, è tempo anche di innovare. Ecco perché lo slogan è tempo di fare. Il fatto anche anagrafico, lei è un candidato sindaco giovane, Chioggia ha bisogno probabilmente di idee giovani. Sicuramente, ma questa città ha anche bisogno di esperienza. Quello che io dico sempre alla città che mi chiede, che mi fa domande in campagna elettorale, io mi rendo conto della mia giovane età, però quando penso a una composizione di giunta, alla possibilità che arrivi in consiglio qualcuno, io vorrei gente con più esperienza di me, con più intelligenza di me, con più intuizione politica della mia, insomma una squadra forte, una squadra serena, non litigiosa, che mi possa aiutare, che possa aiutare non me, ma la mia città a crescere, a svilupparsi e a rendere un clima che sia più sereno. Ecco perché la mia età mi dà un senso di entusiasmo, un'euforia nel fare le cose, un'energia magari che può anche mancare a chi magari è meno giovane, che è più esperto, ma dietro di me una squadra forte può essere la risposta alle domande che la città ci porrà dal momento che vinceremo. Chioggia è la sesta città più popolosa del Veneto, una bella responsabilità amministrarla. Sì, io ho sempre l'esempio di quando Rai 3 mostra chi vince le elezioni, quindi a livello regionale la bandierina la mette o rossa o azzurra o di qualche altro colore sulla televisione. Questo mi dà molto soddisfazione che il mio partito, la mia coalizione mi abbia scelto, ma mi dà anche una certa responsabilità oggi per essere eletto primo cittadino, perché è una città che sta soffrendo nei comparti tradizionali come sono la pesca, come è l'agricoltura, settori che si sono sviluppati nel dopoguerra come il turismo negli anni 60 con il boom della costruzione degli alberghi o successivamente con lo sviluppo delle spiagge, ma abbiamo anche un tessuto sociale fragile legato molto all'ambiente, quindi fiumi, ne abbiamo due, il Brenta e l'Adige, abbiamo una laguna, un canale di valle, abbiamo tanta terra e quindi attenzione anche alla speculazione edilizia, quindi è vero il bisogno di avere aree artigianali, lo sviluppo edile perché comunque crea posti di lavoro, ma anche con totale rispetto di quelli che sono i vincoli che ci impone la legge su quello che è la speculazione edilizia. E successivamente poi pensare anche a quello che è il settore sociale, perché abbiamo un paese che sta sempre più invecchiando, le giovani coppie vanno ad abitare fuori Chioggia perché i prezzi delle case sono troppo elevati, non c'è lavoro e quindi si vogliono avvicinare ai posti di lavoro emigrando nei confini limitrofi della nostra città o più vicini alle arterie che magari mancano per arrivare a Chioggia, ma già oggi il ministro e l'assessore regionale Renato Chisso ha detto che ci sono dei buoni progetti, dei finanziamenti già portati a casa per costruire, per realizzare e completare tutte quelle arterie esterne che ci servono per essere collegati e quindi cercare di invertire la tendenza sull'isolamento che la nostra realtà ha sempre avuto. Bandierina azzurra su Chioggia quindi. Lo deciderà il verdetto popolare.